parlavamo di legge speciale, Sindaco, parlavamo che Venezia è una città speciale. Allora, bravo, dico bravo perché questo è mettere i piedi nel piatto e dire la verità, bravo. La legge speciale c'è a Venezia ed è una legge nazionale fatta dall'allora comunità generale che ha riconosciuto quello che hai appena detto. C'è una specialità veneziana che sono le bricole che marciscono ogni anno, che sono i rii della città che si interrano, il limo che vedete, spesso altro non è che anche la stessa fognatura che viene filtrata sì ma in un certo modo per cui deposita, bisogna pulirli, che vuol dire scavarli i rii, perché sennò le ambulanze non arrivano dentro i rii, quelli piccoli del centro storico. Bisogna scopare a mano tutta la città. Raccogliamo i cestini, i rifiuti fuori dalle case a mano, uno per uno. Questa cosa costa soltanto le pulizie a ogni anno in più, come delta di differenza, 30 milioni di euro. Sapete chi li paga oggi? I veneziani. Non li avantiamo più, abbiamo gli asili che piove dentro. Come si può continuare a lavarsi la bocca su Venezia dicendo salviamo Venezia, tutti quanti i soloni del mondo, gli artisti, i commercianti importanti che tutti vengono quando c'è la festa, ci dicono che aiuteranno Venezia, non hanno dato una lira. Poca roba, poca roba. Venezia la stanno salvando i veneziani metropolitani, attenzione, da Altarù fino a Pellestrina, paga tutti. Ecco, la domanda, siccome c'è la legge non è rifinanziata da 10 anni, già 10 anni e ogni anno la legge ci dava 120 milioni all'anno, siamo di andare avanti a zero. È chiaro che la città sta venendo giù a pezzi, l'ho spiegato, l'ho fatto vedere al Presidente della Repubblica anche l'altro giorno. Il Presidente della Repubblica l'ho detto questa roba qua. Che era a Roma. Io più di dirlo a tutti, no, ma è venuto anche lui è venuto a Venezia già 2 volte, cioè ci onorano, cioè capiscono secondo me l'importanza di Venezia, sarebbe strano che non si capisse, eppure questo è il modo di fare. Poi alla fine ci sono le conventicole, ci sono le attrazioni politiche, ognuno pensa per sé. Venezia è una città di tutti, quello che sto dicendo io è una questione proprio economica specifica. Non sto chiedendo un euro, vi giuro, un euro in più di quello che è una specialità specifica di Venezia.